In Calabria 188 contagi e 5 decessi in un giorno. Dall'inizio della pandemia le vittime sono 630. In Calabria non è stato ancora predisposto il piano vaccini, mentre in altre regioni è già stata predisposta la graduatoria per fascia d'età degli aventi diritto. Le varianti del virus fanno paura negli ospedali calabresi e l'attenzione è massima, anche se al momento non sono stati segnalati casi. Nel Cosentino, ad un anno esatto dallo scoppio della pandemia, non è stato creato nessun posto letto in più in terapia intensiva. La denuncia è del consigliere regionale Giuseppe Aieta. Trovato l'accordo tra Tansi e De Magistris, entrambi in campo nella stessa coalizione, il PD propone Nicola Irto, mentre nel centrodestra tutto tace. All'Annunziata di Cosenza debutta una nuova metodica diagnostica cardiologica che consentirà di effettuare interventistica di impianto con utilizzo minimo di radiazioni da raggi X. Scoperto un traffico di rifiuti pericolosi a capo della presunta organizzazione, uno storico boss dell''ndrangheta calabrese in Lombardia. Il giro d'affari è di 70 milioni di euro. Buonasera dalla redazione del TG10, dunque in apertura il punto sui contagi con il consueto bollettino della regione. Aumentano i contagi in Calabria, oggi si registrano 188 nuovi casi su 2.634 tamponi effettuati. È la provincia di Reggio Calabria a far registrare il maggior incremento giornaliero. I casi confermati oggi infatti sono così suddivisi: Cosenza 25, Catanzaro 8, Crotone 13, Vibo Valentia 24, Reggio Calabria 118. Torna a risalire il numero dei ricoveri in reparto, oggi sono 243, mentre sono 24 i degenti in terapia intensiva. Sono 5 i nuovi decessi che portano a 630 il totale delle vittime dall'inizio della pandemia. E poi c'è la questione vaccini. In Calabria ancora non è stato predisposto il piano vaccini. In Calabria manca un piano vaccinale per la cosiddetta seconda fase. È pur vero che le regioni italiane si muovono in ordine sparso, come il Lazio, dove ad esempio sono già partite le vaccinazioni degli over 80. Il Veneto invece valuta l'ipotesi di recuperarsi da solo i vaccini necessari, bypassando la Commissione europea. E la gestione delle prenotazioni con poste italiane attraverso la piattaforma attualmente è stata utilizzata solo da Sicilia, Marche, Campania e Abruzzo. Per le altre si è preferito organizzarsi per conto proprio, ma è mai possibile che alle nostre latitudini con le dosi di vaccini AstraZeneca in arrivo non si è stilati una sorta di cronoprogramma? È pur vero che in altre regioni c'è stato lo stop da parte di insegnanti e forze dell'ordine ad AstraZeneca, in quanto ritenuto vaccino meno efficace degli altri sulle cosiddette varianti. Insomma, c'è un po' di caos a livello nazionale che frena e non poco la cosiddetta immunizzazione. La Calabria comunque in tutta questa incertezza conquista un altro triste primato, visto che già deve fare i conti con le ultime posizioni per somministrazioni di vaccini in Italia. Peggio di noi solo la Liguria: 60.895 le dosi somministrate su quasi 80.000 consegnate, che riguardano 31.531 donne e 29.364 uomini. Di questi 48.070 fanno parte degli operatori sanitari e sociosanitari, 10.059 il personale non sanitario e 2.766 gli ospiti delle strutture residenziali. Restano a zero invece gli over 80. Intanto si è deciso che saranno 6 le categorie che verranno vaccinate prioritariamente nella seconda fase. La prima sarà quella dei soggetti estremamente vulnerabili per particolari patologie, indipendentemente dall'età. Si tratta di soggetti con malattie respiratorie, cardiocircolatorie, condizioni neurologiche, disabilità, diabete ed endocrinopatie severe, fibrosi cistica, patologia renale, malattie autoimmuni, malattie epatiche e cerebrovascolari, patologia oncologica, sindrome di Down, trapianto di organo solido e grave obesità. Seguiranno le persone tra i 75 e i 79 anni, tra i 70 e i 74 anni persone con particolare rischio clinico dai 16 ai 69 anni, persone tra i 55 e i 69 anni senza condizioni che aumentano il rischio clinico, persone tra i 18 e i 54 anni senza aumentato rischio clinico. Alle prime 5 categorie andranno i vaccini a mRNA, alla sesta invece quello AstraZeneca.
Intanto sono arrivati in Calabria i furgoni SDA per la consegna del vaccino AstraZeneca, lo rende noto Poste Italiane. Oggi infatti alcuni mezzi speciali attrezzati con celle frigorifere hanno preso in carico i vaccini AstraZeneca per portarli alle destinazioni finali, ossia Cosenza, Crotone, Vibo Valentia e Melito Portosalvo. Le varianti del virus fanno paura negli ospedali calabresi, anche se al momento non sono stati segnalati casi. Variante inglese molto contagiosa, variante brasiliana che a Perugia ha messo in ginocchio l'ospedale, variante sudafricana, insomma il virus continua a mutare. In Calabria sono presenti le varianti del Covid. Attualmente non abbiamo notizia di varianti del Covid, del coronavirus in questo momento in Calabria, non ne abbiamo. Le varianti vanno cercate, sequenziate, si dice in gergo, operazione che nella nostra regione è in atto. La partita di gioca lì anche in questo periodo in cui naturalmente noi non abbiamo notizie di varianti, però è chiaro che le varianti possono essere evidenziate nel momento in cui si procede per esempio al sequenziamento del virus, per cui nel momento in cui ci si trova a situazioni particolari che non sono spiegabili, come per esempio un eventuale ritorno di una sintomatologia particolare, eccetera, bisognerebbe pensare, visto praticamente questa evidenza, questa nuova evidenza delle varianti, bisognerebbe pensare anche a questa cosa, ma è chiaro che il problema si gioca tutto lì sul praticamente i sequenziamenti, il sequenziamento del virus, bisognerebbe rilevarlo, ma naturalmente non è un problema che riguarda soltanto la Calabria, ma riguarda un pochettino tutta Italia, nel senso che il numero di rilevazioni, di sequenziamenti sono più bassi rispetto ad altre nazioni. Scoprire le varianti del virus impone accertamenti e strumenti. Sono indagini particolarmente importanti, particolarmente specifiche, quindi devono essere dei laboratori altamente specializzati che fanno questi sequenziamenti e li fanno naturalmente a regola d'arte. C'è poi la denuncia del consigliere regionale Giuseppe Aieta che dice nel Cosentino ad un anno esatto dall'inizio della pandemia non è stato creato nessun posto letto in più in terapia intensiva. I posti di terapia intensiva sono rimasti sulla carta nonostante la pandemia, le buone intenzioni dell'ASP di Cosenza. I dati, denuncia Giuseppe Aieta, restituiscono una realtà desolante. L'ASP di Cosenza avrebbero dovuto attivare 18 posti letto di terapia intensiva e 26 di semi-intensiva. 8 a Castrovillari, 6 a Rossano, 4 a Paola di terapia intensiva, 8 a Castrovillari, 8 a Cetraro e 10 a Rossano di terapia semi-intensiva. Quindi per un totale di 34 posti letto. Sa quanti posti letto sono stati creati? 0 più 0 uguale a 0. Una chiara omissione, dice il consigliere regionale che ha presentato un esposto querela alla Procura della Repubblica. Intanto si è insediato il nuovo commissario per la sanità in Calabria, Guido Longo, ma al momento nulla cambia. Mi pare che il commissario Longo non solo non risponde alle richieste che facciamo, ma non dà segnali neanche nella nomina della task force che il decreto gli consente di nominare di 25 unità. Non ci sono neanche timidi segnali, all'ufficio del commissario, non ci sono timidi segnali neanche all'ASP di Cosenza, anche se devo dire il commissario La Regina si è insediato da poco. Insomma, io voglio capire, questi posti letto, che cosa li abbiamo programmati a fare? Si sono sperticati a creare posti Covid che dovevano essere posti per ammalati Covid leggeri e hanno ricoverato in quei reparti pazienti con criticità severe, in una confusione totale, e dei posti letto che davvero servivano ad evitare la morte delle persone, neanche uno, cioè 0. Questo è il dato di fatto.
Proseguiamo con la politica. Verso le regionali trovato l'accordo tra De Magistris e Tanzi. Il PD propone Nicola Irto, mentre nel centrodestra al momento tutto tace. Qui non servono i protagonismi, qua dobbiamo fare come Bartali e Coppi, si sono scambiati la borraccia con grande spirito di solidarietà e di altruismo. Un lavoro all'unisono fra Tanzi e De Magistris per conquistare la presidenza della regione Calabria. Il duo punta al governo regionale con un accordo che in caso di vittoria vedrà il sindaco di Napoli come governatore e Tanzi come presidente del Consiglio. Il Consiglio deve legiferare, il Consiglio con le leggi deve cambiare la Calabria, no? Ma abbiamo tanto da lavorare e solo attraverso un'azione sinergica tra la Giunta e il Consiglio, che è assolutamente da rivalutare, noi potremo cambiare la Calabria. 3 le liste a supporto di Tesoro di Calabria con l'ipotesi di una quarta, e poi ci saranno quelle di De Magistris, che sentite perché ha scelto di candidarsi proprio in Calabria. Ho scelto la Calabria per amore, per passione, perché è una terra che è indissolubilmente legata ormai alla mia vita da quando sono bambino. È una terra che ha straordinarie potenzialità, può essere un grande laboratorio politico, e perché anche la forte conoscenza di quel sistema che soffoca la Calabria credo che merita l'impegno di persone che amano profondamente questa terra, il nostro sud, a cui vogliono dare orgoglio, dignità e rispetto per farsi rispettare, quindi un sud protagonista e non più subalterno. Tanzi e De Magistris stanno lavorando alla preparazione delle liste con i candidati a supporto. Alcuni degli amministratori hanno deciso di sposare il progetto di rinascita, fra questi c'è l'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano. Intanto il PD indica Nicola Irto, ex presidente del Consiglio regionale con il governatore Mario Oliverio, come nome per la carica di presidente, mentre il centrodestra solo nei prossimi giorni si riunirà per la scelta del candidato. Parliamo di medicina. All'Annunziata di Cosenza debutta una nuova metodica diagnostica cardiologica. Sentiamo di cosa si tratta nel servizio. All'Annunziata di Cosenza una nuova metodica nella diagnostica cardiologica. Si tratta di un modernissimo sistema di mappaggio elettroanatomico del cuore che consentirà di effettuare le procedure interventistiche di impianto di pacemaker e defibrillatori e quelli di ablazione con utilizzo minimo di radiazioni raggi X. Con un semplice elettrocatetere all'interno del cuore, ruotandolo in alcune posizioni, traduciamo i segnali elettrici del cuore in anatomia. E quindi avremo una rappresentazione anatomica del cuore. Questo ci consentirà di usare pochi raggi, anzi molto pochi, e aumenta non solo la precisione delle cure, ma anche in questo caso possiamo dire la sicurezza delle cure. Questo è il cuore, è una parte che noi abbiamo ricostruito in pochissimi minuti con l'aiuto di questa strumentazione che poi ci farà vedere dove muovere e dove fissare i fili che noi abitualmente inseriamo all'interno del cuore per la cura delle aritmie, per cui i pazienti vengono sottoposti ad interventi. Una nuova metodica che rappresenta un ulteriore passo in avanti che allinea la cardiologia dell'Annunziata ai centri di riferimento nazionali. Niente servizi per i ragazzi affetti da autismo, protestano i genitori davanti al comune di Cosenza. All'esterno l'autismo è visto come nei film, che non ha niente a che vedere con la realtà. Io sono circa un anno che non dormo. Chiedono aiuto, supporto per i propri figli costretti a vivere in strutture di altre regioni o a sopravvivere senza cure e terapie adeguate all'interno del nucleo familiare. Sono i genitori di bambini, ragazzi o giovani autistici che dovrebbero essere tutelati dalla legge 134/2015, ad oggi dicono, completamente disattesa. Storie di difficoltà e sofferenza sintetizzate sui cartelli che le madri e i padri tengono stretti al petto. Il mio figlio è iperattivo, non ha il linguaggio e quindi però non conosce il pericolo. Cosa dobbiamo fare? Lei immagini in una casa che le porte interne deve aprire e chiudere continuamente perché può scambiare il detersivo con il succo di frutta o altre cose del genere. Il ragazzo ha una carie, vabbè, che vuol dire? Vai dal dentista come per tutte le altre persone. Non esiste questo perché lui non collabora.
Quindi questo ragazzo si deve portare la cari a vita. C'è un ragazzo in Basilicata che sono già 8 anni a settembre, li compie. Ci avevano promesso e garantito che avrebbero fatto ritornare il ragazzo perché avrebbero aperto delle strutture, però ripeto, mio figlio ancora sono 8 anni che è lì. Io sono una malata di cancro e non posso affrontare viaggi perché mi stresso e mi stanco. Quindi chiediamo a tutte le istituzioni di poter far aprire al più presto queste strutture, perché loro li hanno le strutture. Quindi noi chiediamo il bene per i nostri figli. Una delegazione di manifestanti è salita dal sindaco di Cosenza Mario Occhiuto per chiedere di rendere fruibile una struttura presente sul territorio comunale, ad oggi occupata arbitrariamente. Potrebbe essere una soluzione per assicurare un luogo utile per ospitare i ragazzi autistici e avvicinarli alle loro famiglie. Io ho un figlio disabile che da 6 anni vive in un istituto fuori regione e come diceva la mia amica qui, tra poco avremo anche noi difficoltà per andare a fare 160-200 km ogni volta per andare a trovarlo. Quindi cerchiamo di far aprire le strutture qui da noi. Ecco, questo cartello mio la dice ben lunga su questo. La cronaca ha scoperto un traffico di rifiuti pericolosi a capo della presunta organizzazione, uno storico boss dell''ndrangheta calabrese in Lombardia, il giro d'affari di 70 milioni di euro. 10.000 tonnellate di rifiuti e materiali ferrosi sarebbero stati movimentati illegalmente, quanto emerge dalle indagini del GICO della Guardia di Finanza partite nel 2018, quando uno dei carichi pericolosi provenienti dalla provincia di Bergamo era stato fermato a Brescia. La maxi operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano sul traffico di rifiuti, scattata stamattina all'alba, su cui ci sarebbe la lunga mano dell''ndrangheta. Sequestrate 16 tonnellate di rame trinciato radioattivo, rifiuti pericolosi, 18 arresti, di cui 10 in carcere e 8 ai domiciliari. L'operazione è stata chiamata Cardine Metal Money, con personaggio chiave dell'inchiesta Cosimo Vallelonga, ritenuto esponente di spicco dell''ndrangheta, già condannato per associazione mafiosa nell'ambito dell'operazione La Notte dei Fiori di San Vito degli anni 90 e infinito nel 2010. Vallelonga, secondo quanto emerso dalle carte dell'indagine, avrebbe riorganizzato il traffico illecito, soprattutto per riciclare i soldi dell'usura e delle estorsioni. Dalle intercettazioni tra un presunto appartenente della cosca dell''ndrangheta, Morabito Palamara Bruzzaniti, e Cosimo Vallelonga viene fuori il giro d'affari milionario, 70 milioni di euro, e proprio dall'intercettazione sui 70 milioni emerge inoltre, scrive il GIP, la sua disponibilità a mettere a disposizione la sua caratura criminale, le sue conoscenze e, in definitiva, il suo capitale mafioso. Era latitante da 12 anni, un narcotrafficante è stato arrestato in Albania, individuato dai carabinieri della Compagnia di Bianco. Lo hanno ritracciato nelle vicinanze di Durazzo dopo una latitanza durata quasi 12 anni. Ilir Placu, 55 anni, considerato un narcotrafficante di livello, tornato in patria, era riuscito a stare sotto traccia, conducendo anche una vita agiata con i suoi familiari. Ma i carabinieri della Compagnia di Bianco non hanno mai smesso di cercarlo e, lavorando con insistenza, hanno acquisito nuove importanti informazioni che hanno girato alla polizia albanese, la quale, con il coordinamento dell'Interpol e con la fattiva azione del Comando Provinciale di Reggio Calabria dell'Arma, lo ha rintracciato a Scenavlash, comune di Rashbull, vicino proprio Durazzo. Placu aveva subito una condanna dalla Corte d'Appello di Cagliari a 5 anni e 11 mesi. Secondo l'accusa trafficava non solo in droga ma anche in esseri umani. In Calabria Placu era arrivato prima del 2009, anno in cui si trovava a Brancaleone nella Locride, da dove, intuendo che si stava mettendo male per lui, era riuscito a far perdere le tracce. 12 anni di ricerche, ma carabinieri, procura di Locri e Procura Generale di Cagliari hanno insistito e alla fine hanno trovato la nuova strada che proprio li ha condotto sulle tracce dell'ormai ex latitante. E a Gioia Tauro un uomo è stato sorpreso con della cocaina in auto nel corso dei controlli della polizia.
L'improvviso cambio di direzione ha insospettito alcuni agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Gioia Tauro impegnati nella zona di loro competenza in un servizio di controllo del territorio. Proprio i poliziotti hanno appunto notato un giovane alla guida della propria autovettura che alla vista delle volanti ha svoltato verso l'autostrada, la A2, in direzione Salerno. Inseguito dagli agenti è stato fermato all'altezza di Mileto. Il controllo, effettuato poi negli uffici di pubblica sicurezza del commissariato di Gioia Tauro, ha consentito di accertare che il giovane, 21 anni appena, nascondeva nella propria macchina oltre 1000 grammi di cocaina. Gli agenti hanno anche sequestrato 2 cellulari del tipo iPhone. In uno di questi sono stati trovati 36 messaggi criptati, probabilmente di qualche complice o di possibili clienti. Nei confronti del giovane è scattato immediatamente l'arresto in flagranza di reato. Vediamo come ha chiuso oggi la borsa. Giornata contrastata per le borse europee che rifiatano dopo il recente rally. Gli operatori continuano a monitorare l'andamento dei contagi e delle vaccinazioni in attesa di nuovi stimoli all'economia, nonostante i persistenti dubbi sulle elevate valutazioni dell'azionario. Negli USA si guarda al piano da 1.900 miliardi di dollari varato dall'amministrazione Biden, che dovrebbe essere approvato entro febbraio. In Italia l'attenzione resta concentrata sul premier incaricato Mario Draghi, che prosegue i colloqui per formare un nuovo esecutivo. L'ex presidente dell'Eurotower ha tracciato le linee guida del suo programma, ponendo al centro le riforme della pubblica amministrazione, della giustizia e del fisco, necessarie a rendere credibile la realizzazione degli investimenti. Così il FTSE MIB di Milano termina in ribasso dello 0,5%, debole anche l'Ibex 35 di Madrid a meno 1,4% e il DAX di Francoforte a meno 0,3%, invariato il CAC 40 di Parigi, mentre poco mosso il FTSE 100 di Londra a più 0,1%. Oltreoceano procedono poco mossi il Dow Jones a meno 0,3%, l'S&P 500 a meno 0,2% e il Nasdaq a più 0,1%. Sul Forex l'euro-dollaro risale a 1,21, mentre il dollaro-yen scivola a 104,6. Poco mosse le quotazioni del greggio, con il Brent a più 0,2% a $60,8, il VTI a più 0,1% a $58. Sull'obbligazionario il BTP Bund risale leggermente a 95 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,51%. Tornando a Piazza Affari, bene di Asorin a più 2,9% e Amplifon a più 1,3%, mentre arretrano Nexi a meno 3,1% e le Utilities. In flessione anche Buzzi a meno 0,6%, che ha pubblicato i risultati preliminari 2020. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. Il tempo previsto per le prossime ore in Calabria con il nostro meteo. Un flusso perturbato di origine atlantica sospinge sul nostro territorio perturbazioni in serie intervallate da pause. La prossima colpirà tra la tarda mattinata e il pomeriggio di martedì, una seconda più incisiva tra la serata di mercoledì e la prima parte di giovedì. Le temperature subiranno delle fluttuazioni in relazione al transito e ai successivi intervalli del maltempo. Domani al mattino cielo poco nuvoloso con stratificazioni che induggeranno soprattutto su aree interne ioniche. Dalla tarda mattinata al pomeriggio aumento della nuvolosità a partire dai settori tirrenici del Cosentino. Ventilazione da sud-sud-ovest piuttosto mite, che farà registrare le temperature con picchi di 20 gradi o poco sopra sulla Valle del Crati, Valle del Mesima e Piana di Gioia Tauro. In serata deciso peggioramento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco su tutti i versanti tirrenici ed interni. Giungerà anche un deciso calo termico che indurrà nevicate sui rilievi fino a quote intorno ai 1100-1300 metri in tarda serata. Temperature in aumento nei valori massimi, ma in successivo sensibile calo in serata. Domani ventilazione iniziale da sud-sud-ovest, ovunque, in rotazione a libeccio dal pomeriggio sera con tendenza a rinforzare su Alto Tirreno Cosentino. I mari risulteranno molto mosso il Tirreno e lo Ionio Crotonese, mosso nei rimanenti settori ionici sotto costa. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.